Approfittava dell'assenza o della distrazione dei bagnanti per derubarli sotto l'ombrellone. Gli agenti del commissariato di Jesolo hanno denunciato un marocchino 39enne senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale per furto, ricettazione e porto d'armi. È stato individuato durante il controllo di un edificio in costruzione a Jesolo in via Roma Destra. Il 39enne aveva organizzato una sorta di bivacco di fortuna, dove erano accumulati zaini, borse, asciugamani e indumenti, molti dei quali femminili. Una volta in commissariato, gli agenti sono risaliti agli effetti personali correlati a una decina di denunce per furti avvenuti sull'arenile jesolano. Quindi hanno contattato i diretti interessati, che poi hanno riconosciuto i loro oggetti. A quel punto l'uomo è stato segnalato all'autorità giudiziaria e nei suoi confronti sono state avviate le procedure amministrative connesse alla sua posizione di irregolarità sul territorio. A Venezia, invece, i carabinieri del nucleo natanti hanno arrestato nella notte un trentenne marocchino, già noto alle forze dell'ordine e pregiudicato. Si calava dalla finestra di un appartamento disabitato gestito dall'Atter in Sestiere Castello. Fermato per l'identificazione, ha reagito con violenza aggredendo i militari, minacciandoli e cercando di fuggire. Alla fine, però, è stato bloccato. Con sé aveva eroina e altro materiale per taglio e confezionamento. È accusato di detenzione ai fini di spaccio, invasione di edifici, violazione delle norme sull'immigrazione, resistenza, violenza e minaccia pubblico ufficiale.